No, I'm not a writer. Porca troia, ho appena buttato giù il letto, sui zingari, no? Mi bussano e mi fa... Se sposti il camera perché sono il titolare del lago, faccio io. No, del ristorante. Verrà un giorno in cui ogni spazio della terra sarà privatizzato. Henry David Thoreau, 1800 qualcosa. Ecco qua i zingari, famo i fighi in canoa qua e là in kayak e a fine pedalò come i vecchi, guarda qua. Era per stare tutti e tre assieme. Io sempre scusa pronta. Solo perché non c'erano i kayak da tre. Ah, ecco, e ecco. non c'erano i kayak quelli belli d'avventura che a noi piacciono. Ecco. C'erano delle robe un po' sfigatine. Ecco, sì, ma arete che posti, guarda che panorama bellissimo. Domenica 3 o 4 giugno andiamo via dal lago del Predil direzione verso casa. Adesso stiamo andando a mangiare, guarda che bello. E noi abbiamo fatto sta roba qua prima, anche massa col moscone. Poi lo mettermi qua ma è un po' troppo in discesa. In mezzo al camper zoppa al lago. Avevi anche tutta la ciclabile lungo il lago, no? Che bello. E tutti i ciclisti qua in parte. Resto qua con i gommoni giganti, non ho mai capito, non te fa più fatica. Cioè più larga la gomma più fatica fai, no? Lassù in montagna il mio camper mai si lagna. Beh, oddio, ero camperino, ma dica no, guarda, noi siamo camper nordici, camper di montagna, siamo abituati. Senti che ho già l'accento milanese, cioè a dir nordico mi viene persino l'accento milanese. Tornantazzo in testa, hai visto Emi? È un camper potente, d'altronde vedi? Quando uno ha tutti sti cavalli, Emi, cioè quasi 80, cioè gli è tanti, cioè mettiti in casa 80 cavalli, dove cavolo li metti? Sono tanti, e quindi vai dappertutto perché hai tanta potenza, hai la potenza di 80 cavalli che tirano un carro, hai capito? Hai mai visto carri da 80 cavalli? Una volta è diligenza, io avevo 4, sì, e quelli dei siori proprio perché avevo pressa ad andare a controllare in campi come che era la situazione, ma se no, ma GP, oh, questa è proprio montagna, è il camperino qua, 1900 Dio, cioè il TD, non è turbo diesel, è le imprecazioni che ogni volta lui mi dice, cioè un po' come da noi a dire un po' assolata, no? Cioè, e da noi è il Todio, che non è una bestemmia, è proprio un nostro intercalare, vero Emi? O anche Tamorti, cioè zona Mestrino, no? La Nevea, frazione di Chiusaforte Udine, è dove c'era il fontanone di Goriuda. Bisognerebbe c'era a sentire i brutti zingani. Allora 7 tornanti, bello, mi piace, ma mi piace sul serio, ormai ci ho preso mano col camper, quindi una volta era panico e ansia, e adesso mi diverto come una troia, soprattutto in discesa, in salita dici Quaretta, andare su in seconda o a volte in prima, quelli estremi, dice non è proprio il massimo, no? E va laggiù, porca troia, siamo altissimi, purissimi, beh purissimi magari no, levissimi.
E insomma no, c'era il cartello chiusa forte e ho detto cazzo, chiusa forte, c'è il fontanone di Goriuda, che è quello che verrà fuori lunedì, mentre sto video qua che io sto registrando verrà fuori tipo fra chissà quando, no? E niente, magari i filmati non so se li faccio, perché tanto ho fatto tutti i filmati con l'Alessia, non ha senso rifarlo un'altra volta, però stavolta essendo in 2 camper andiamo a parcheggiare. Che bella sta galleria un po' ancestrale, Fari Takai, sì. Andiamo là in discesa così, figo, bello, andiamo a parcheggiare al ristorante, mi farà a sinistra, siamo altissimi, che figo. CP, a te frega niente, a te devi iniziare a apprezzare anche ste robe, anche l'altitudine, guarda CP, non solo che cani e gatti, wow, da vertigine ragazzo, bellissimo. E guarda che tornantone quello, in seconda, vai, meglio, frena, che non denzo come 2 sittoni. Bello, ciao ciclista, beh voglia te, guarda che roba, figo. E qui siamo, ti ho detto, direzione Chiusaforte, provincia di Udine. Sì, che ho fatto anche l'accento un po' furlano, Chiusaforte, sai, sentito? Diciamo che come salita, sia che ci arrivi da una parte o dall'altra, per un camper vecchio è parecchio impegnativa. Non impossibile assolutamente, però valuta. Dopo sei uno che magari, sai, non è abituato come me all'inizio e prende un po' di paura, non è proprio carino da fare, capito? Guarda che tornantoni, cioè si capisce però la ripetitudine, guarda che roba, cazzo, viene giù come l'otto volante, è bella sta roba, tanto bella. Guarda, non faccio neanche spezzoni video, ti lascio sto video lunghissimo perché wow, perché guarda che roba, hai capito? Boh, adesso te lo chiudo, sì. Fratello il tornante a destra. No vabbè, io non guardo neanche il panorama a destra perché veramente, cioè, è affascinante, però mentre guidi, soprattutto mentre guidi un carrozza di camper del genere, dici oh cazzo. Bellissimo, bello, bellissimo, cioè proprio montagna, vero Emi? No, robe serie, e guarda che robe, guarda com'è alto, vedi? Guarda dove i zingari e dov'è la galleria, cioè ogni tornantone è un bel tornantone. Altro mega tornantone non da poco ragazzo. Ho parlato volante quando da bambino, no? E però vedi, no, è sempre il solito discorso, poi quando li fai invece guarda, sembra dritto, cioè prima di farlo dici aiuto, e dopo quando lo fai sembra di essere che non ci sia neanche ripidità. È una roba incredibile la percezione del tornante. Mi potremmo fare un libro, la percezione del tornante, Cioè immagina te, uno entra in libreria e si trova sta roba qua con scritto la percezione del tornante, Singano editore, E dopo per tutto il libro spiega sempre la stessa roba, cioè quello che abbiamo detto in 2 righe, però ripetuto 50 milioni di volte con parole diverse, un po' come i testi di Krishnamurti, no? Quando ripeteva lo stesso concetto milioni di volte in chiave diversa, perché giustamente diceva oh, no che rive, cioè vi lo spieghi in più modo, vi lo spieghi in te che altro, vi lo spieghi in 1000 salse, no? Tieni conto, la ripidità segnata è del 12%, però un po' chiaro, con una macchina, ripeto, problemi zero. Io parlo sempre per chi ha i vecchi 14, quindi auto d'epoca, camper d'epoca, anche questo in bici. Sai, è che rinuncia, lei dice no, tira avanti a man, fai prima, ok il quad, vai il quad, sorpassa in curva, dai, ama il rischio, percepisci il brivido della vita che se ne va, vai, eccolo là, guarda con le ruote slick, guarda, austriaco, bravo. Fa svelto poemi, che così, perché loro poveretti sono Ecco, ora questi zingari chi mi mette pressa, no? Qua abbiamo trovato per strada sto punto qua e adesso andiamo a vedere se vale la pena, cioè se merita di segnartelo nella puntina, se no non ti segno niente. E se l'ho trovato, visto che No, l'ho non ti ho trovato dato, io, no, una merda, perché il più bello era di là, ma io avevo su star davanti e siccome corre come sittoni, e ora non gli ha fatto tempo, veda il posto quel bel. Andiamo a vedere CP, più che altro se qua possiamo arrivare al ruscello, hai capito? Ma intanto si poteva scendere anche col camper qua, non è ripido, no, si può venire tranquilli qua col camper, ti metti qua col camper e secondo me qua si arriva al ruscello. Com'è bello il ruscello, difatti vedi CP che bello,
Un bel ruscello! Questa non si è bisse come che l'altra volta, perché a Emi quel bisse è un fragusì. Sembra un buon posto. Ma sì, dai, lo puntino anche questo. Sempre sotto il fontanone di Goriuda lo puntino. Vedi c'è il coso per andare giù qua? Andiamo. C'è una tana di qualcuno là, vedi? Dai, hop, 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 oplè! Eccoci qua. C'è anche un osso di qualcuno qua, vedi? C'è qualche cielo o qualcosa, però CP merita questo posto, dai. Allora noi puntiniamo, sì,